Buonasera Luca Crepaldi, la voce di Rovigo e Rovigo in diretta. Siamo con il Presidente della Regione Luca Zaia. Buonasera Presidente. Un saluto a tutti, buonasera. Presenterà il suo ultimo libro. Fa presto, vai piano, che è il titolo, e da un lato io ho scelto questo titolo perché l'esordio è la raccomandazione delle mamme, no? Fai presto, vieni a casa presto, ma vai piano, non farti male. Ma poi leggendo il libro si capirà, 211 pagine, anche un'esortazione per la vita, il senso della vita, e quindi questo ossimoro di fa presto, vai piano, per la vita significa vivi questa vita, fai presto, ma vivere fino in fondo, cioè assaporatela fino in fondo, vai piano, quindi cerca di non distrarti nella vita, di cogliere tutte le opportunità, perché poi questo libro, in queste 211 pagine, cerco di parlare ai ragazzi, di fare un confronto tra i ragazzi di allora e i ragazzi di oggi, mettendo, diciamo, a sistema tutti gli errori fatti, sperando che qualcuno non li faccia più. Allora, quali sono gli avvertimenti che adesso lei coglie e che sta affrontando nella vita banalmente politica che sta vivendo in questo momento, che è un po' agitata non tanto per il Veneto ma magari un po' più a livello nazionale? Ma che è quello che dico nell'11° capitolo del libro, che è il capitolo che tira le somme di tutto il racconto, che si tratta di un racconto di un viaggio, 70 ore di viaggio, è quello di dire che Seneca nel De brevitate vitae diceva che la vita non è breve, l'uomo che la rende breve, pensando sempre a cosa farà domani. Ecco, io non faccio parte di quelli che vogliono rendere breve la vita, quindi pensano gli altri a quello che dovrei fare io domani, io no. E quindi questo qua è un consiglio che si può dare a tutti, quindi non pensare a quello che si dovrà fare domani, ma comunque avere un'idea di quello che si dovrà effettivamente affrontare nella vita. Certo, assolutamente sì, e si va nella direzione comunque di essere anche rispettosi della volontà dei cittadini. Nel mio caso, se ti eleggono devi lavorare, non devi stare lì a perdere tempo a pensare al futuro, perché il futuro poi viene, il futuro arriva per tutti e la verità è che bisogna lavorare. E il futuro di Luca Zaia? Beh, quando arriverà il momento della chiusura, che sarà fra 1 anno e mezzo, 2 anni, non lo so, delle regionali, vedremo quale sarà la condizione e allora deciderò cosa fare. In bocca al lupo per il suo libro e in bocca al lupo. Grazie mille.